Le immagini si riferiscono allo straordinario progetto 4 sentieri, il Talipaput che ormai ha 13 anni, il Sentiero di Matteo, Pusti Ghost sulle tracce del passato e Stolvizza Facile, un'ultima opportunità che abbiamo dato a chi è poco allenato, agli anziani e anche speriamo di darla questa opportunità anche ai portatori di handicap. Come avrete visto tutto si svolge in un ambiente particolarmente bello e da un punto di vista naturalistico, oltre che da un punto di vista culturale, perché la Varresi ha diverse diciamo così, prerogative di carattere culturale come il canto, come la musica, come il dialetto, e questo le fa di un posto veramente da vivere fino in fondo. Abbiamo chiamato montagna da vivere, cultura in cammino, perché questi percorsi rappresentano veramente un'opportunità non solo di sport o comunque di attività fisica, ma anche di osservazione di bellezza naturale. I sentieri sono stati aperti oggi, rimarranno aperti fino al 18 ottobre e chi può venire, chiedete anche informazioni, abbiamo anche le nostre guide locali che appunto portano la loro esperienza, ma la loro cultura e anche il loro amore per la valle, per la montagna a tutti voi. Buongiorno, benvenuti alla 26ª manifestazione Sport Insieme organizzata dalla locale gruppo Marciatori in collaborazione con la FIASP e il patrocinio del Comune. Questa manifestazione è una manifestazione non competitiva, sportiva, una marcia che si snota in 6, 12 o 21 chilometri. A corollario di questa manifestazione c'è una prova in canoa per chi lo desidera, una prova col tiro con l'arco e una rappresentazione storica di rievocatori della Prima Guerra Mondiale. Al punto di ristoro, vediamo gli atleti che arrivano, signora, com'è stata la prima parte della marcia? Sì. Bene. Tu come va? Bene. Sei stanca? Non tanto. Non tanto. Hai paura della pioggia? No. Bene, continuiamo così. Sentiamo la signora che prende un po' di vitamine. Signora, con le vitamine servono o no? Buongiorno. Serve tutto. Serve tutto. È stanca? No. Continuiamo. Sempre. Buona passeggiata. Grazie. It's the final countdown. The final countdown. The final countdown. It's the final countdown. We're living together. The final countdown. We are missing some. It's the final countdown. Per ricordare i 100 anni della Prima Guerra Mondiale abbiamo una rievocazione storica, eccoli qua, abbiamo i componenti Marina Militare Austriaca. Come mai siete qua e perché? Ciao a tutti, noi siamo dell'Associazione Culturale Fronte Orientale. Noi siamo vestiti così oggi perché quest'anno sono i 100 anni della Grande Guerra. Siccome siamo
vicino a un fiume, abbiamo pensato di indossare le uniformi della Marina, anche se veramente non sono quelle del 14, sono quelle del 17. Bene, grazie. E solo per dirti che Cervignano era austriaca, quindi Sì. siete tornati a casa? Siamo tornati qui. Archiviamo anche questa 26esima Sport Insieme con oltre 1000 partecipanti. Ringraziamo tutti e passiamo la palla, se così si può dire, al rappresentante dei marciatori udinese, signor Gianni Leone, che presenterà la prossima. Grazie a tutti, naturalmente l'appuntamento il 21, il lunedì di Pasqua al Parco del Cormor, ma voglio solamente sottolineare che in questa manifestazione noi ricorderemo Silvia Gobbato, che come sapete purtroppo è stata colpita, è morta durante un allenamento su questo percorso. Abbiamo predisposto un piccolo ricordo per lei, cioè un trofeo che i familiari consegneranno al gruppo che avrà più ragazze nei propri iscritti. Ricordiamo il nostro impegno per la tolleranza verso le ragazze impegnate purtroppo in questi problemi così difficili, in cui abbiamo predisposto un piccolo riconoscimento che verrà consegnato dall'associazione Aracom al momento delle iscrizioni, chi desidera dare il contributo. A tutti l'appuntamento al 21 lunedì di Pasqua. Grazie.